buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Allora, io oggi sono un intruso, nel senso che ho in mente di fare solo questo primo minutino e mezzo di entrata e anche uscita, quindi non ritornerò alla fine del corner. Questo, come vi ho già anticipato, è un corner completamente dedicato al terzo appuntamento dell'inviata speciale in ambito svizzero, ma ecco, ora che le mostre sono chiuse, anche diciamo in ambiti ben diversi. Per fare cosa? È il terzo appuntamento che va a studiare nel dettaglio un artista immenso che è Mark Rothko, spiegato da chi? Da Nadia Dell'Oro, che precedentemente, e vi invito a visitare i vari link che ci sono sia sulle mie pagine social sia i video su YouTube, perché il suo primo appuntamento risale ormai al 2020, fine 2020, un video, un resoconto della mostra di Harp e Rodin alla Fondazione Baylor di Basilea. Il secondo intervento invece riguardava un discorso storico-critico, un'analisi proprio precisa, tecnica, con la presentazione delle opere, della biografia, della poetica, eccetera, con dei confronti molto molto interessanti su Edward Hopper. Terzo appuntamento, Mark Rothko. Allora io ora cedo la parola a Nadia Dell'Oro, io quindi vi saluto anche già, buona visione, buona serata a tutti. Ciao Cesare, grazie come sempre dell'opportunità di poter chiacchierare di argomenti interessanti nell'ambito del corner e benvenuti a tutti. Come vi ha introdotto Cesare, oggi parleremo di uno degli artisti più importanti del Novecento, Mark Rothko. Ecco, lo vedete in questa immagine che vi mando subito, è una delle immagini più famose che ispira anche tra l'altro uno spettacolo teatrale intitolato Red, che lo ritrae nel periodo maturo della sua carriera. È la tipologia di opere, il color field painting, che l'ha reso noto in tutto il mondo e il grande pubblico lo conosce quasi esclusivamente per questo tipo di lavori. Noi andremo a scoprire quali sono i passaggi che lo portano a realizzare questo tipo di opere. La carriera di Rothko è una carriera articolata e complessa e la sua formazione è nutrita di cultura classica, di conoscenza dell'arte rinascimentale, dell'arte europea, e ci soffermeremo un po', dedicheremo un po' di tempo anche a questa parte, visto che siamo italiani e è sempre bello scoprire che il nostro paese sia fonte di ispirazione per gli artisti di tutto il mondo. Cominciamo subito e addentriamoci nello sviluppo della carriera di Mark Rothko. Questo nome Mark Rothko, sarà adottato dall'artista solo a partire dal 1940. Lui nasce come Markus Yakovlevich Rothkovich in quello che all'epoca era l'impero russo. Lui nasce il 25 settembre del 1903 in Latvia, quindi parte dell'impero russo e ora Lettonia autonoma. Gli inizi della sua vita sono alquanto in salita, è costretto a lasciare a soli 10 anni il villaggio in cui è cresciuto a causa delle persecuzioni nei confronti della comunità ebraica. Scriverà più avanti che il viaggio fu un viaggio molto difficile e lui stesso si dipinge come un piccolo bambino che attraversa il mondo con abiti da ebreo russo per andare negli Stati Uniti. Quindi una sensazione di profondo sradicamento, di lacerazione. L'integrazione di Mark Rothko negli Stati Uniti non fu mai un processo che si può dire completato nel sentire dell'artista, perché si sentirà sempre molto legato alla radice europea della cultura, sia dal punto di vista letterario che artistico, nonostante naturalmente lui sia uno degli agenti principali dell'arte statunitense del XX secolo, e a ragione viene considerato in questo modo. Il suo sentire naturalmente è qualcosa di un po' diverso. Sbarca con la madre a Ellis Island e poi si trasferisce nell'Oregon a Portland. Qui gli inizi sono decisamente difficili in quanto il padre viene a mancare qualche mese dopo e la famiglia sprofonda in una condizione di indigenza. Lui quindi è costretto a lavorare, nonostante la giovane età, come venditore di giornali. La famiglia tuttavia riesce a garantirgli un'istruzione. Il giovane Marcus è brillante negli studi, sia nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche, tanto che riuscirà ad ottenere una borsa presso la prestigiosa Università di Yale.
Marcus abbandona l'università nel 1923, quindi abbastanza presto, dopo un'esperienza comunque soddisfacente negli studi, definendola elitaria e razzista. All'epoca Marcus frequentava numerosi circoli culturali e politici accomunati da una forte contestazione rivolta verso il sistema, quindi una radice che poi accomuna un po' tutto il gruppo degli artisti definiti irascibili. E pare che le testimonianze storiche ci dicono che esercitava un'ottima arte dialettica proprio in questi comizi politici a cui partecipavano anche esponenti del mondo anarchico. Nel 1924 ha la folgorazione, va a trovare degli amici a New York e li osserva mentre lavorano alla realizzazione di schizzi, di disegni, e quindi decide che quella è la sua strada e da lì intraprenderà la carriera, gli studi e la carriera pittorica fino al termine della sua esistenza. Rothko ci lascia più di 800 opere, quindi riconosciute sono 836, sono moltissime. I critici, per comodità di studio, hanno segmentato la sua carriera in 3 grandi epoche, in 3 ere. Perché, come vi dicevo prima, lo sviluppo e la ricchezza dei temi che raffigura è davvero sterminata. Quindi la prima fase viene identificata tra il 1924 e il 1939. Vi mando subito alcune delle immagini delle opere che pertengono a questo periodo. I soggetti sono abbastanza frequenti nelle sue fasi e in questa ci sono autoritratti, ci sono soggetti di famiglia e ci sono paesaggi urbani. Questo che vedete ora è molto interessante, è un'opera del 37. Vedete che raffigura una famiglia che sta chiaramente scappando da una situazione difficile, questo sfondo buio sulla destra della composizione. Mentre a sinistra abbiamo un basamento architettonico di tradizione classica, ma potrebbe essere tranquillamente un edificio neoclassico di quelli che caratterizzavano l'impero russo. Vedete come questi 2 bambini sono intabarrati in cappotti, quindi freddo, disagio, e possiamo immaginarci una sorta di autoritratto familiare del piccolo Rothko. Un altro tema familiare che vediamo qui, in cui le figure si fondono tra loro, accomunate da un campo di colore. È molto interessante, secondo me, osservare e cercare di imparare a leggere quelli che sono i presagi dello sviluppo dell'arte futura di un artista. Nel caso di un artista come Rothko, la cosa riesce molto bene, in quanto c'è una forte coerenza di fondo. Quindi si può parlare nel suo caso di un vero e proprio sviluppo verso il raggiungimento poi dei massimi livelli di opere come la Houston Chapel. In questa composizione familiare vediamo queste figure di figli con la madre e la sensazione che ci dà è quella di una sensazione avvolgente di affetto. Vedete come questo colore che unifica le forme, quasi le scioglie in un abbraccio, è un colore caldo, quindi c'è dell'ocra, colori, una sfumatura di giallo sole. E veniamo a invece il più famoso autoritratto, questo del 36, quindi siamo negli stessi anni. Questo autoritratto è importante per molti motivi. Iniziamo a osservare il ritratto da solo e poi lo vediamo paragonato ad altre opere. Allora, vediamo come l'artista si raffigura di 3/4, un piano americano. Gli occhiali hanno delle lenti che non permettono di vedere gli occhi dell'artista. Questo è un particolare sul quale vorrei che vi soffermaste, perché poi lo troveremo nelle finestre cieche che dipinge per tutta la sua esistenza. I famosi color field sono quasi tutte le finestre cieche. E poi la palette di colori, la gamma di colori utilizzata. Guardate questo color ocra, terra, giallo, che va non solo a definire la volumetria del soggetto, ma anche a definire gli spazi. Quest'opera è stata paragonata alle opere di Rembrandt e non è un capriccio attributivo dei critici, ma è una dichiarazione dell'artista stesso. Si ispira direttamente a Rembrandt. Guardateli assieme, questi 2 dipinti, osservateli e vedete che ci sono molte affinità. A prima vista vediamo subito che il trattamento del colore è molto simile. Rothko studia la tecnica della pittura a olio tradizionale.
e vedremo che anche gli ingredienti che inserisce sono in parte quelli dell'antica tradizione della pittura a olio fiamminga. Poi vediamo anche quest'altro confronto. Questo è un autoritratto di Rembrandt con un color field di Rothko. È stata realizzata una mostra 3 anni fa, Kunsthistorisches Museum di Vienna, in cui sono stati effettuati dei raffronti precisi fra le opere di Rothko e quelle di Rembrandt, degli Old Master. Una mostra importante, interessantissima, il catalogo credo sia ancora disponibile online, che fu finanziata anche da player quali Sotheby's, estremamente interessante. Guardate anche in questo caso il trattamento dei colori opachi, molto intensi, materici, e le sfumature che sono molto simili. Procediamo nella scoperta di questo periodo. Gli anni 30 sono un periodo molto intenso e interessante per la crescita di Mark Rothko. Lui si era trasferito a New York già nel decennio precedente, trovandovi un ambiente estremamente vivace dal punto di vista letterario, intellettuale e artistico. Ma gli anni 30 sono quelli in cui la sua crescita si fa più intensa e approfondisce gli studi. Accanto a queste raffigurazioni di persone compaiono paesaggi urbani, in particolare la metropolitana, ce ne sono diversi e famosi, ve ne mando 2. Vedete come in questo paesaggio di metropolitana si crea un effetto, un gioco visivo curioso tra i pilastri della struttura, che potrebbero anche raffigurare delle porte che si aprono e si chiudono, e le figure umane che sono realizzate accanto, quasi delle silhouette ritagliate. C'è un voluto appiattimento della prospettiva. La prospettiva non viene resa da Rothko con una definizione tridimensionale dei volumi, ma attraverso la sovrapposizione di piani, che costituiscono anche poi nella sua piena maturità gli strati pittorici, di patina pittorica. Sullo sfondo vedete campeggia questo color grigiastro ocra che ha radici nella tradizione pittorica europea dell'epoca. Pensate a Henri Matisse. Gli artisti con cui Rothko interagisce e intrattiene rapporti di amicizia per tutta l'esistenza, come Barney Newman e Robert Motherwell, che non a caso saranno raggruppati nel 1955 dal critico Greenberg sotto l'etichetta Color Field Movement, condividono le fonti di ispirazione europee. In Rothko in particolare c'è anche un elemento, e lo vedremo fra poco, di vicinanza con l'espressionismo tedesco, con Rouault, ma anche con l'arte di pittori come Henri Matisse. Nei soggetti, le finestre cieche che non si aprono su visuali, su panorami realistici, ma anche l'utilizzo delle campiture di colore, seppur con obiettivi naturalmente con risultati completamente diversi. Quest'altro paesaggio urbano con un'interno in metropolitana è bello da osservare perché ci sono degli elementi che poi ritroveremo nell'arte successiva. Guardate come l'artista rende la ringhiera attorno alle scale. Vedete, è la stesura di un campo di colore a griglia, senza contorni. Il contorno è dato dallo stacco con lo strato pittorico di colore diverso che definisce la forma dello spazio intorno alla ringhiera. Temi che approfondisce durante questo periodo sono anche legati alla mitologia. Rothko ha un approccio molto sincretico alla mitologia e alla religione. Il suo senso religioso, che caratterizza la realizzazione dell'atto stesso pittorico, ma anche l'interesse per i soggetti e le fonti di ispirazione, non è adeso a una specifica confessione religiosa. Rothko è di famiglia ebraica e anche di formazione, ma molto giovane dichiara di non voler più mettere piede in una sinagoga. Lo fa al termine di un anno in cui si reca tutti i giorni in chiesa per recitare il lamento funebre in memoria di suo padre. Naturalmente questa componente è molto forte nella sua forma mentis e anche nelle amicizie che caratterizzano, che arricchiscono la sua esistenza, ma il suo interesse intellettuale e artistico spazia tra le mitologie di culture diverse.
Durante l'epoca mitologica, diciamo così, che va a finire negli anni 40, ridosso negli anni 50 più o meno, e si sovrappone poi al periodo simbolista, raffigura una nutritissima serie di opere di temi che sono attinti dalla tragedia greca, in primis. Amava moltissimo studiare la tragedia greca ed era un fine conoscitore di Eschilo. Studia Nietzsche, la nascita della tragedia, appunto, in particolare per quanto riguarda l'elemento dionisiaco e apollineo dell'arte. L'elemento dionisiaco, come dice la parola stessa, discende direttamente dal dio Bacco, Dioniso, quindi rappresenta l'ebbrezza e le passioni umane, e si contrappone all'apollineo, che è l'aspetto razionale e luminoso, diciamo, dell'intelletto umano e della creazione poetica e figurativa. L'elemento dionisiaco in Rocco è stato non solo individuato con grande nitore dai critici, ma anche esplicitato da Rocco stesso, il quale scrive che la sua arte è volta alla raffigurazione delle emozioni umane, emozioni e passioni umane, in tutta la gamma, dall'amore alla passione, ma anche alla rabbia e alla vendetta. Quindi il processo di creazione ha qualcosa di mistico, di religioso, ma il tema, il soggetto sono le emozioni umane. Non solo, in alcuni punti dei suoi testi scrive che l'atto pittorico è un'azione idealista mossa da una esigenza biologica di eternare la condizione umana, quindi un innalzamento della condizione umana verso l'eterno attraverso però una pulsione che ha un'origine biologica. Cominciamo a osservare qualcuna di queste opere mitologiche. Partiamo appunto dalla mitologia greca. Vi mostro questo Antigone, di cui c'è anche il disegno preparatorio. Vediamo prima il disegno preparatorio, eccolo. Guardate questi contorni scuri molto spessi che contrastano con colori accesi. Questo è un elemento tipico dell'espressionismo germanico, come dicevamo prima. Ma guardate i colori, fucsia, verdi, colori molto brillanti che poi non troveremo nella stesura finale e che ricordano Kandinsky, ma ricordano anche alcune opere del Pollock degli anni 50 e del 53. Ve ne mando una, giusto per osservare la vicinanza di colori. Vedete quest'opera intitolata Easter, che ha gli stessi colori e le stesse forme, questo prima del dripping. E poi la stesura finale dell'Antigone, con queste campiture che compongono una figura, è quasi un collage. La stessa cifra stilistica che utilizza una composizione di forme la troviamo nell'Oedipus, quindi Edipo. Edipo è una delle opere del periodo mitologico che meglio esemplifica la definizione di raffigurazioni biomorfiche astratte. Vedete, biomorfiche perché sono il collage di parti umane, ci sono anche le viscere. La testa, il capo di questa raffigurazione è interessante perché, come vedete, è triplice, quindi ci sono 3 nasi. A prima vista potrebbe sembrare un giano bifronte, ma in realtà i volti sono 3, quindi potrebbe essere una raffigurazione dell'età dell'uomo, ma anche una raffigurazione iconografica della prudenza che ha un triplice volto. Andiamo avanti con la raffigurazione mitologica e spaziamo un po' nelle altre mitologie. Vediamo la mitologia egiziana, stanza di Karnak. Qui siamo già nel 46. Vediamo anche il confronto con un'opera immediatamente successiva che non ha titolo e che ha perso il legame con la forma. Ci stiamo avvicinando ormai al passaggio, alla rivoluzione. In questo periodo Rocco continua a esporre opere mitologiche. In realtà le ha già in parte abbandonate perché ha cominciato un'esperienza raffigurativa simbolista, un movimento a cui lui aderisce con grande passione, così come con grande veemenza aveva aderito a questo diciamo, periodo, a questa sorgente di ispirazione mitologica.
La chiave di volta è durante il secondo conflitto mondiale. All'inizio del secondo conflitto mondiale, nel 40, decide di cambiare nome, quindi accorcia il suo nome e lo trasforma in Mark Rothko, come lo chiamiamo noi oggi. Questo perché l'inasprirsi delle persecuzioni nei confronti degli ebrei, che ahimè si stavano perpetrando in Europa, avevano innescato una sorta di esodo, una diaspora del popolo ebraico anche negli Stati Uniti, e si temeva che queste teorie e pratiche naziste si sviluppassero anche negli Stati Uniti. Per proteggersi dunque, nel suo rivivere il profondo trauma infantile, decide di cambiare nome, e quindi Mark Rothko, come lo chiamiamo oggi. Durante questo periodo inizia a riflettere sull'aspetto mitologico della sua arte e comincia a giudicare questo tipo di raffigurazione troppo caratterizzata da un linguaggio troppo lungo, troppo verbale, troppo verboso, e quindi cominceranno a sparire anche i titoli delle opere a partire da questi anni. Il periodo simbolista, che aveva affascinato profondamente Peggy Guggenheim, che gli dà l'opportunità di una mostra monografica, non la prima della carriera di Rothko, ma comunque la più importante di questo periodo, è ricchissima di opere mitologiche che nonostante siano ormai la cui produzione ormai si sia esaurita nell'artista, continuano a destare la curiosità dei critici. Ci sono dei critici che si lamentano del fatto che Rothko era piuttosto sibillino e sfuggente alle loro interviste, e lo stesso alone di mistero lasciava anche attorno alla creazione dei propri colori, dei pigmenti, tanto che chiedeva al suo assistente di allontanarsi. Per comprendere meglio questo periodo di passaggio nell'arte di Rothko, quindi verso la perdita della forma, vi voglio mostrare alcune opere del periodo surrealista. Un periodo molto interessante in cui, come vedete, le forme vanno a sciogliersi in uno spazio quasi amniotico. Sono opere ricche di simbolismo. Rothko si avventura nei terreni della mitologia ebraica. Questo Ierofante, per esempio, vedete come le forme sembrano sul punto di sciogliersi. Si nota fortissima l'influenza di Miro, per esempio, di Masson anche. Sembra quasi un calice che contiene quasi una città, ma i contorni vanno sfumandosi, c'è solo una sottile linea che definisce i contorni, una linea di colore, a volte una linea nera, che sembra quasi disegnata, ed è proprio in questi dipinti che si vede molto l'influenza di Miro. Questi sono dipinti molto raffinati che avevano conquistato il cuore di Peggy Guggenheim e che preparano il terreno alle opere che andiamo a visitare adesso. Il 48 è un momento in cui Rothko abbandona completamente la forma. Per comodità, come vi dicevo prima, i critici suddividono la sua produzione in 3 periodi. Il secondo tradizionalmente finisce nel 51, perché il 51 è la comparsa del color field nella sua forma definitiva, diciamo. Però i prodromi di questa grande rivoluzione si avvertono già prima. Guardate queste 2 opere del 48. Cominciamo da una e poi vi mostro anche l'altra. Vedete, questa prima opera, senza titolo, è composta da macchie di colore. Macchie di colore che non ci danno alcun suggerimento naturalistico o figurativo. Potremmo immaginare un paesaggio naturale visto dall'alto, ma di fatto non c'è alcun elemento che razionalmente ci suggerisca una forma. Le macchie di colore sembrano sul lato destro sullo stesso piano, ma osservando con attenzione in particolare la densità cromatica dell'angolo in alto a sinistra e della parte centrale, notiamo che non sono sullo stesso piano, ma sono strati diversi. Si avverte la sovrapposizione cromatica di questi colori. E successivamente, sempre nello stesso anno, abbiamo quest'opera intitolata Multiforme, che vede già la comparsa dei rettangoli che sono ancora circondati da una sorta di linea di contorno,
bianca, ma che ricorda già a noi di più le opere dell'ultimo periodo. Ci sono dei gocciolamenti e c'è forse un aggancio a un paesaggio urbano. Se osserviamo la figura a sinistra del rettangolo blu, parrebbe una sorta di grattacielo con delle luci, ma è una suggestione. Considerate che i paesaggi metropolitani che Rocco osserva sono qualcosa che va ad affastellarsi nella sua mente accanto alle altre immagini che riscontra nei suoi viaggi e che riscontra nei libri, e che quindi si sommano in una sorta di multiforme, come il sottotitolo di questa opera, che però utilizzerà anche in altre occasioni, che è una sorta di spazio in cui le forme non vengono negate, ma vanno a sciogliersi, a confondersi l'una con l'altra. Questa sua definizione di una sorta di magma multiforme, questa è una definizione di Rothko, è una risposta a un critico che aveva definito le sue opere delle polle primordiali, di forme primordiali, e questo non era completamente dispiaciuto all'artista, perché di fatto la raffigurazione di questi spazi, utilizzo spesso questo termine perché il concetto di spazio è un fil rouge che attraversa tutta l'opera di Rothko. È un concetto più architettonico che pittorico nella sua visione dell'arte, e ne abbiamo prova anche dai suoi studi. Rothko studia Brunelleschi, Michelangelo, e vedremo che nella Houston Chapel interverrà in modo diretto nella progettazione architettonica. Quindi un aspetto della sua arte da considerare nell'osservare le sue opere. Quindi forme che vanno a fondersi in questi campi di colore. Fra qualche minuto vedremo anche come questa idea delle forme che si sommano in uno stesso spazio non è semplicemente teorica, ma trova riscontro nella tecnica cromatica utilizzata dall'artista per realizzare le sue superfici colorate. Ma addentriamoci più da vicino nelle opere che meglio conosciamo, per apprezzarne i colori e le emozioni che trasmettono. Osservate quest'opera del 55, che è stata realizzata con sfumature di giallo sole, ocra e vari tocchi di rosa in varie tonalità. La superficie, spero che dalla trasmissione si riesca a vedere, in realtà sono opere che vanno osservate molto da vicino e per lungo tempo. Si può notare come queste campiture siano tutt'altro che piatte, siano un riverbero. Ci sono diversi colori e il giallo stesso utilizzato è di diversa intensità. Questo perché gli strati che Rothko stende vengono spesso abrasi. Quindi ogni strato viene steso e alcuni di essi, per aggiungere specifici effetti di opacità o lucentezza, intensità oppure scoloritura, vengono abrasi. Quindi permane solamente una parte della patina pittorica di alcuni strati. Inoltre, all'interno dei colori ci sono pigmenti di diversa tonalità. Quest'opera gialla la voglio accostare a un'altra opera di grande intensità cromatica, sempre dello stesso anno, sempre senza titolo, che presenta 3 fasce caratterizzate da un grigio intenso con tocchi di porpora, di viola, un blu prussiano con delle sbavature di blu più chiaro che sembrerebbe oltremare o quasi elettrico, e un'altra fascia con un'altra tonalità di blu che pare avere delle trasparenze di celeste molto chiaro. I colori scuri, così come il rosso, fanno parte di tutta la produzione artistica di Rothko. Però è stato constatato, lo vedremo anche dalle opere che vi mostrerò, che questi colori diventano più frequenti nelle opere del suo periodo maturo, e qui siamo nel periodo maturo tra il 50 e il 70, quindi fino all'anno della sua morte, autoprocuratasi il 25 febbraio del 1970.
Questo periodo 50-66 è caratterizzato da un numerosissimo gruppo di viaggi. Vi trasmetto uno schema che semplifica visivamente i viaggi che svolge in questo periodo. Vedete che viaggia negli Stati Uniti, a San Francisco, anche che era una città che lui amava molto, amava le colline di San Francisco e i paesaggi sull'oceano con i tramonti e le albe. E poi i viaggi in Europa, tocca tutte le principali località europee e si sofferma molto in Italia. E adesso veniamo a noi, alla nostra penisola. Una tradizione di origini settecentesche, XVIII secolo, un esempio famoso, noto a tutti, descritto nel Viaggio in Italia di Goethe, era il Grand Tour. Il cosiddetto Grand Tour toccava le tappe culturali e storiche più importanti, eccellenti, d'Europa, in particolare d'Italia. In Italia, come possiamo immaginare, le tappe imprescindibili erano le nostre città d'arte, quindi Venezia, Firenze, Roma e la parte mediterranea, in particolare nei siti archeologici e nella Magna Grecia. Rocco viaggia per diverse volte, visita diverse volte sia Venezia che Firenze. Firenze in particolare lo colpisce e in Firenze abbiamo un nodo indissolubile con la sua fonte di ispirazione. Come vi ho detto prima, aveva studiato Brunelleschi, naturalmente dai suoi testi emerge la conoscenza di tutta l'arte italiana, perché parla di Raffaello, di Giotto, quindi l'arte gotica italiana ma anche rinascimentale e poi dei secoli successivi in Europa. Ma per quanto riguarda il Rinascimento fiorentino abbiamo un legame molto forte e esplicitato dall'artista stesso. Quindi questo grande interesse per l'architettura e per il Michelangelo architettonico, quindi i luoghi in cui Michelangelo dialoga maggiormente con l'architettura. Una fonte di ispirazione, da lui stesso indicata, sono le stanze della Biblioteca Medicea. Vi faccio vedere, per rinfrescarci la memoria, un confronto fra le stanze medicee, così come sono e come le vide Rocco, e un quadro degli anni 30. Vedete come queste finestre, che sono finestre caratterizzate da una struttura architettonica ma non sono aperte, sono finestre cieche, siano da subito trasformate da Rosco in campi di colore. Sono dei rettangoli con una sorta di cornice più chiara e già vediamo nella stesura del colore di quest'opera precoce, vediamo già i futuri sviluppi della sua arte. Vi trasmetto intanto, mentre parlo di queste finestre, una serie di color field, perché sono molto belli i colori e sono sempre un piacere da osservare. Intanto vi spiego questa importanza delle finestre, di questa sorta di finestre, sono state chiamate così, in particolare per quanto riguarda il gruppo delle opere dei Sigura Murals che andiamo a vedere, perché raffigurano dei campi visivi che si aprono su una realtà diversa da quella del fondo della tela. L'effetto psicologico che è stato indagato dai critici, che si innesca nello spettatore, è quello di, non vedendo un paesaggio al di fuori di questi campi, non vedendo nulla di figurativo, quindi perdendo l'aggancio con la realtà sensibile, è portato a un'introspezione e a una proiezione delle proprie emozioni, del proprio inconscio nell'osservazione della tela. Questo è alla base di un meccanismo che chi ha visitato le opere di Rothko di persona ha sicuramente provato. Sono delle opere molto evocative che non lasciano indifferenti. Una prova di questo è non solo il fatto che molte persone reagiscono di fronte alle opere in modo molto intenso. C'è chi piange, c'è chi sosta per ore in osservazione e in meditazione. Vi faccio vedere a questo proposito una fotografia che raffigura me e mio figlio a New York, al MoMA. Vedete come questa è la reazione che mio figlio ha avuto di fronte a un dipinto di Rothko, artista che peraltro gli piace molto. All'epoca aveva 6 anni, ora ne ha 8, e tuttora gli piace molto questo artista, ma lì per lì ebbe una reazione emotiva molto intensa, tanto da cercare protezione in me. E durò diversi minuti, tanto che la persona che ci accompagnava riuscì a fotografarci. Io stessa di fronte alle opere di Rothko mi soffermo molto e mi siedo sulle panchine che di solito i musei predispongono sempre,
sono opere a cui viene dedicato uno spazio separato anche fisicamente. Però c'è anche la parte dei detrattori di Rothko che con particolare intensità negano o comunque comunicano la propria incomprensione di questo tipo di arte. E questo non è altro che una prova del valore, dell'intensità delle immagini, dei colori che ha realizzato, che evocano sempre qualcosa, non possono lasciare indifferenti. Vi faccio vedere intanto questo color cioccolato e arancione del 57. Vedete questi marroni, questi arancioni, questi rossi, colori che a Rocco piacevano moltissimo. E poi accanto a questa vi voglio mettere un'opera orizzontale, quindi sono prevalentemente opere verticali, ma ci sono anche opere orizzontali. Questa operazione che lui svolge con le fasce verticali e orizzontali ha un po' a che fare con la sua concezione architettonica, diciamo così, della pittura, perché l'effetto sull'osservatore, lo sguardo che osserva la tela verticale compie dei movimenti diversi da quello che osserva le fasce orizzontali più ampie. Su questo punto si è soffermato anche il figlio Christopher, che è tutt'oggi una ricchissima fonte di informazione per le opere di Rothko, per la sua vita, e che ha curato l'edizione di documentari, in particolare uno ve lo segnalo, The Silence of Mark Rothko, che è prezioso in quanto vede la partecipazione di persone che hanno lavorato direttamente con suo padre, anche di conservatori e restauratori specializzati. E in uno dei suoi interventi conduce lo sguardo dello spettatore a vedere la differenza tra l'osservazione dell'opera verticale e quella orizzontale. Questo è stato anche provato dalla scienza. I diversi movimenti degli occhi portano a delle reazioni emotive diverse, quindi la restrizione dello spazio e invece l'allargamento in quella sottostante. Andiamo avanti perché intanto guardate questi altri colori, blu abbinato all'arancione, le diverse sfumature di rosso che si susseguono ormai in queste campiture complete ed esemplari del color field movement. Due parole su questo movimento artistico. Naturalmente Rothko non accetta di buon grado questa etichetta che gli viene assegnata, così come gli altri artisti che ne fanno parte, ma di fatto è per noi molto comodo individuare e raggruppare gli artisti in base alla sensibilità e alle soluzioni che mostrano. Questo movimento nasce tra gli anni 40 e 50 a New York, ma viene diciamo individuato, come vi dicevo prima, da Greenberg nel 55. Poi da qui si dipana in tutto il mondo, dando origine a filoni diversi e anche una seconda generazione di artisti di cui fanno parte per esempio la raffinata Helen Frankenthaler. E ci avviciniamo al controverso gruppo di opere chiamate Seagram Murals. I Seagram Murals ve ne mando, mentre chiacchiero con voi, ve ne mando qualcuna, così iniziate a osservarli e io vi racconto un po' la storia di questa commissione così difficile per Rothko. Nel 1958 riceve la richiesta di realizzare dei dipinti di grandi dimensioni per decorare il Four Seasons Restaurant, che era stato realizzato all'interno di un edificio chiamato Seagram. Questa richiesta, importante dal punto di vista economico, da un lato lusinga l'artista, dall'altro lo pone di fronte a un lacerante dissidio, ovvero il contrasto spesso profondo e insanabile fra la necessità di coerenza da parte dell'artista, coerenza con la propria estetica, le proprie idee, il proprio fare, le proprie sorgenti di ispirazione e il committente che è colui che richiede e paga anche, in questo caso in modo generoso. Riceve un acconto e comincia a lavorare con grande difficoltà. Questo conflitto si ritrova anche nei suoi scritti, ne parla, e laddove parla di questa difficoltà che è comune a tutti gli artisti, cita un madrigale di Michelangelo. Michelangelo, come sappiamo, aveva un rapporto molto
controverso non solo con le proprie opere ma anche con la committenza. Un esempio fra tutti è la Pietà Bandini, quindi committenza altissima, il pontefice, ma rifiuto da parte dell'artista di completarla. Michelangelo si sa che probabilmente in seguito a un litigio con Vittoria Colonna decide di abbandonare la realizzazione di quell'opera e tenta anche di distruggerla, la danneggia. Nonostante il committente fosse così importante, era il più grande committente di opere d'arte del mondo all'epoca. Viene infatti completata poi da un altro artista. Rothko la vede a Firenze, ma lo stesso problema è mutatis mutandis è lo stesso che ha Rothko con i Sigra Murals. In particolare, che cosa infastideva Rothko? Il fatto che il ristorante fosse un luogo profano, diciamo così, commerciale, e non era il luogo adatto per l'esposizione di quello che lui stava realizzando. Nel frattempo svolge un viaggio in Italia, l'ultimo, e visita, oltre di nuovo Firenze, visita anche Paestum e Pompei, quindi dei luoghi archeologici importanti per la storia del Mediterraneo. Pompei, la parte latina, e in particolare si sofferma nella parte greca, che è quella di Paestum. Abbiamo anche una fotografia che vi faccio vedere, realizzata nell'ingresso est della basilica. Vedete, c'è Rothko con la famiglia e ci sono anche altre persone, e la famiglia di John Fisher, caro amico di Rothko e anche prezioso testimone di alcune dichiarazioni dell'artista. Scrive anche una sorta di resoconto di viaggio e esplicitamente ci lascia delle frasi relative proprio a questo aspetto del rapporto fra profano e religioso nell'arte. John Fisher scrive che secondo lui, questa è la sua opinione, l'aver toccato con mano la religiosità, seppur pagana, di questi luoghi, in particolare di Paestum, abbia accentuato questo conflitto con la profanità, diciamo così, l'aspetto commerciale delle committenze che gli giungevano negli Stati Uniti. E in generale quella di Rothko era una critica a tutta la società statunitense. Secondo Fisher, quindi, alla radice della sua profonda depressione, che poi lo porterà al suicidio, c'era questa sorta di discrasia fra le intenzioni dell'artista e la realtà concreta di una società che prendeva una direzione che a lui non piaceva. Al rientro restituisce i soldi dell'acconto e tiene però le opere. Conclude, diciamo, la realizzazione di queste opere nel 59 e poi nel 68 le donerà alla Tate Modern di Londra, dove le possiamo ammirare anche oggi. Le possiamo ammirare anche con una conoscenza approfondita della sua tecnica. Quindi vi trasmetto ora Black on Maroon, che secondo me è uno dei più belli di questa collezione, e andiamo ad osservare attentamente i colori. Black on Maroon, analizzato la superficie come quella degli altri Sigra Murals, analizzati nel 2009 grazie a una collaborazione fra il team della Tate Modern e un team di restauratori italiani. I restauratori italiani, io credo, al di là di questo team specifico, che siano i migliori del mondo per varie ragioni, ma torniamo a Rothko. Le informazioni che le analisi tecniche ci hanno fornito sono molto interessanti. Innanzitutto, la lettura delle immagini ultraviolette ha permesso di individuare attraverso diversi tipi di fluorescenza diversi strati della sua pittura, strati caratterizzati da medium diversi e molto compatti, quindi ciascuno strato ha un medium realizzato con un medium diverso e che non va a interagire con quello dello strato successivo. Poi sono stati analizzati i microcampioni della della superficie pittorica, e questo ci ha dato informazioni sugli ingredienti che Rothko utilizza. Sono stati trovati pigmenti di marrone con colla di pelle di coniglio nello strato preparatorio della tela. È una tela di cotone americano di alta qualità, molto fitta,
agganciata a una struttura retrostante in legno, che è sostenuta anche da piccole travi affinché appunto non si danneggi la tela e non perda la tensione e non vada a lacerarsi allo stesso tempo. Poi uno strato successivo di marrone ricchissimo di pigmenti diversi, pigmenti che vanno dal rosso vino molto intenso al malva, una superficie, una patina che, come vi dicevo prima, viene a brasa al fine di lasciare solo un sottile strato che ci dà questo effetto di movimento. Se lo osserviamo con attenzione vediamo che non è omogenea, ma è davvero un riverbero, ha una dinamica cromatica interna. Poi ci sono dei tocchi di rosso a sinistra, in basso a sinistra in particolare si vedono, ma anche a destra, un po' più ristretto il campo, e questo ci dice che il rosso utilizzato era più stabile, probabilmente un rosso pronto in questo caso. I colori a olio che lui realizza partono in alcuni casi da pigmenti in polvere, in altri da colori a olio già predisposti ma modificati. Quindi Rothko andava ad aggiungere olio di semi di lino, colla di coniglio, come si è visto, resine aromatiche anche, andava ad aggiungere chiara d'uovo, non utilizzava smalti preconfezionati, ma realizzava egli stesso degli effetti per dare lucidità, lucentezza oppure opacità. Gli smalti interagiscono in modo imprevedibile, spesso danneggiando la superficie, quindi lui era molto cauto nell'utilizzo degli smalti e delle vernici. E poi aggiungeva o toglieva ingredienti al fine di raggiungere fluidità o viscosità nell'effetto e anche rapidità di asciugatura quando doveva stendere più strati su più opere. La successione degli strati, tuttavia, è diversa non solo da serie a serie di opere, ma anche all'interno della stessa serie, quindi per ciascun pezzo. E questo è indice di un grande sperimentalismo tecnico da parte dell'artista. Il nero poi viene esteso con delle pennellate molto ampie che vanno a sfrangiarsi verso l'esterno. Il contorno quindi del nero non è netto, ma è costituito da questo effetto quasi piumato, che accentua questo effetto di finestra cieca, di luce che si riverbera. Potrebbe essere la luce delle finestre del suo studio di New York, che erano sempre chiuse e avevano una struttura metallica, addirittura a rinforzarle. Quindi luce filtrata e non diretta. Il nero era costituito sempre dal punto più scuro della gamma dei colori che utilizzava. Spesso aggiungeva anche polvere di carbone, che è stata trovata anche nella Houston Chapel, in alcuni punti dei Seagram Murals, ma anche nelle opere della Houston Chapel. E veniamo alla committenza più importante e più coinvolgente di Rothko, che è quella della Houston Chapel o Rothko Chapel. Nel 64 una coppia di collezionisti, la famiglia De Menil, texani, decidono di costruire una sorta di tempio spirituale che accogliesse tutte le religioni del mondo. Coinvolto da subito, assieme al primo architetto Philip Johnson e appunto l'artista Mark Rothko. Rothko, nonostante l'impegno e la grandissima impronta che lascia, direi fondante, a questo progetto, non vedrà mai l'inaugurazione perché avverrà l'anno successivo alla sua morte. All'interno della Houston Chapel ci sono 14 opere di Rothko, di cui un trittico. Vediamo la pianta prima di esplorare gli interni. Ecco, questa pianta vedete, ha una struttura introduttiva che raffigura quello spazio, l'aula che precede la parte sacra dei templi greci, costituita da una fontana, decorata con una scultura, Broken Obelisk, niente meno che di Barnett Newman, e dedicata a Martin Luther King. Poi l'edificio di per sé è costituito da una pianta ottagonale sovrapposta a una croce greca. Croce greca, un omaggio alla tradizione classica mediterranea. Rothko aveva visitato molte basiliche a pianta greca e annota quelle che gli erano piaciute di più. Una di quelle che gli era piaciuta era Santa Maria Assunta in Torcello, vicino a Venezia. Non spiega il motivo di questo suo interesse, però l'aveva colpito
a prima vista. E poi l'ottagono. Ottagono è una forma architettonica che è strettamente legata con la spiritualità. La ritroviamo in tutte le costruzioni paleocristiane, le fonti battesimali avevano una forma ottagonale, colonne a base ottagonale, tiburi a base ottagonale, cupole fondate sul numero 8 che al di là della tradizione cristiana è comunque collegato con l'infinito, quindi qualcosa che attraversa è un concetto che attraversa tutte le religioni. E poi naturalmente per quanto riguarda la religione cristiana l'inizio, l'8° giorno, quindi l'inizio dell'era di Cristo. All'interno la cupola interna era stata progettata per essere luminosa e molto ampia, quindi una luce per accogliere un cono di luce che occupasse tutta l'aula principale. E anche questa ha una radice rinascimentale, nonostante nel Rinascimento la lanterna che lasciava entrare la luce era molto più ristretta. In questo caso occupa tutta la superficie di questa cupola. Durante i decenni gli allestimenti all'interno della Houston Chapel sono stati modificati e anche la cupola è stata coperta negli anni 70 fino a ritornare alla situazione originale nell'anno scorso, fortunatamente. Quest'anno tra l'altro compie 50 anni e speriamo di poter tornare presto a visitare questo luogo di pellegrinaggio. Attualmente la Houston Chapel ospita eventi religiosi di ogni confessione e a simbolo di questa universalità spirituale che collega gli esseri umani di tutto il pianeta ci sono tutti i principali testi religiosi conosciuti, la religione zoroastriana, l'induismo, la religione ebraica, ci sono i testi del Corano. È un luogo estremamente interessante che ha accolto anche politici come Jimmy Carter, Nelson Mandela ed è aperto tuttora. È un luogo di meditazione indipendentemente dalla confessione religiosa. Le opere che Rocco realizza per decorare le pareti sono opere molto scure. Abbiamo già visto prima come aveva affrontato il tema del cupo, del buio e del nero. Qui l'utilizzo di pigmenti colorati, sempre molto mobili perché non sono mai piatti, bisognerebbe sedere vicini davanti anche in questo caso, dovevano interagire con la luce che pioveva dall'alto. Questa luce forte che piove dall'alto avrebbe dovuto creare un effetto di riverbero nell'osservatore, in modo che queste opere osservate poi al buio, quindi dopo il tramonto, avrebbero continuato a riverberare nella retina e dunque nella memoria, nell'interiorità e dunque nella spiritualità dello spettatore. Io ritengo che questo risultato raggiunto dall'arte sia davvero sorprendente, sia uno dei casi in cui l'arte raggiunge appieno il suo scopo di universalità. Spero che questa puntata del Corner vi sia piaciuta. Abbiamo naturalmente toccato solo per sommi capi l'universo di Mark Rothko, quindi se avete domande, volete maggiori informazioni, titoli di libri, una bibliografia di documentari, ce ne sono tantissimi, scrivete pure liberamente sotto il video, nei commenti, a me o a Cesare, e saremo lietissimi di rispondervi e di continuare questa chiacchierata. A presto!